Nella pallavolo veneta, a differenza di altri sport o di altre aree geografiche italiane, la federazione riveste un ruolo importante nell'attività stagionale. In Veneto si sono appena concluse le elezioni provinciali, con la conferma di tutti e 7 i presidenti. La Federazione Italiana Pallavolo è una federazione che appartiene al CONI ed è organizzata sul territorio italiano tramite i comitati provinciali e regionali. Quindi c'è un comitato di pallavolo in ogni provincia e c'è un comitato in ogni regione italiana. Al vertice di tutto questo c'è il Consiglio federale che si riunisce a Roma e il cui presidente fino ad oggi è Carlo Magri e sarà anche il prossimo presidente, visto che è il candidato unico. Io sono al mio secondo mandato, almeno questa è la seconda candidatura, sono stato eletto 4 anni fa, ho operato per 4 anni in questo Consiglio federale, ripeto, agli inizi è stata piuttosto dura perché io sono un uomo di società e non un uomo che arriva dalle federazioni. Però insomma mi sono integrato sufficientemente bene e ho piacere di rifare questi 4 anni perché ritengo di essere in grado di dare un contributo allo sviluppo del Mondiale 2010 maschile che si terrà appunto in Italia e anche di dare un contributo affinché questo Consiglio federale diventi più attento e più preciso nei confronti delle richieste e delle interpellanze che arrivano dal territorio. Bruno Darè è uno dei 2 candidati veneti al Consiglio federale nazionale. Assieme a lui c'è un volto nuovo, Maria Rosa Maestrello, ex vicepresidente del Comitato Veronese. Mi interessano soprattutto le problematiche del territorio perché io ho lavorato molto con le società, quindi penso che sia indispensabile che la Federazione Nazionale conosca a fondo tutti i problemi delle società perché è dalla base che si lavora, sono le fondamenta che fanno costruire la casa e quindi se le fondamenta nascono buone poi il vertice sarà ancora migliore. Importante la nuova candidatura di Maria Rosa Maestrello, che se eletta inserirebbe una quota rosa all'interno del Consiglio federale. Sicuramente noi abbiamo proposto la nostra ex vicepresidente, in quanto sappiamo il valore della persona. Io sono sempre dell'idea che le persone valide devono spiccare il volo e mai tenerle ferme in un posto. Rosa è forse stata una delle nostre anime nel nostro comitato ed è giunto il momento di dargli proprio questa spinta. Noi ci auguriamo che passi, il Veneto è tutto unito, speriamo che anche le altre regioni ci diano una mano. Per quanto riguarda le province venete, tutto invariato, dicevamo. E domenica verrà confermato anche il presidente regionale Adriano Bilato. Domenica avremo l'elezione praticamente del Consiglio regionale, del Presidente regionale, di cui sono l'unico candidato. Credo che non ci dovranno essere problemi, visto che abbiamo confermato ed è stata confermata tutta la squadra. Io avrò ancora tutti i 7 presidenti provinciali a lavorare per i prossimi 4 anni. Credo per continuare a mantenere il buon lavoro, l'ottimo lavoro che abbiamo fatto in questi 4 anni, proprio come ho sempre detto in queste assemblee a cui ho partecipato, proprio come da grande squadra. Ma veniamo alle votazioni di Padova che vediamo nelle immagini. Stefano Camporese è stato rieletto presidente con i consiglieri Nardo, Pivato, Bastianello, Ingrosso, Fabris e Marzolla. Revisori dei conti, De Agostini e Potti. Il comitato di Padova che si appresta ad affrontare un altro quadriennio, diciamo che è difficile vedere una fine e vedere un inizio, per noi è un work in progress continuo. Questa sera siamo molto soddisfatti in quanto tutte le società sono venute a contribuire a questa assemblea. Avere su 102 società aventi diritto a voto l'89% presente penso sia una soddisfazione enorme. In un lunedì sera con un tempo meteorologico non dei migliori penso sia un segno di concretezza e positività notevole. Alle votazioni di Padova c'era anche Pino Mazzon, presidente della FIPAV Trentino. Di questa assemblea mi ha meravigliato l'alto numero dei partecipanti, le percentuali molto alte, da noi sono molto meno di solito. E io penso che in una realtà come questa, quella di Padova, che può essere ad esempio ma a livello nazionale sicuramente per i grandi numeri, ma soprattutto per il modo di gestire i numeri.